trovo nell'azienda Berveglieri, sono a Concordia sul Secchia, nella Bassa Modenese, e sono in compagnia di Giulia. Questa è un'azienda florovivaistica che si occupa anche del verde pubblico e urbano. Buongiorno Giulia, allora noi abbiamo anticipato che il settore florovivaistico, come tanti altri, è rimasto ed è penalizzato un po' da questa fermata che c'è stata, da questa serrata. Allora, la vostra azienda come si è comportata nel momento in cui c'è stato appunto il blocco totale e dovendo affrontare insomma anche una stagione con fiori pronti per essere venduti? Dunque, all'inizio ci hanno tenuto chiuso, quindi abbiamo dovuto buttare via tutto ciò che c'era di pronto e cercare di trovare una soluzione. Poi, dopo 2 settimane, ci hanno fatto la possibilità di consegnare a casa, fare consegne a domicilio, quindi ci siamo mossi in questa maniera e quindi niente, consegne a Quindi le domicilio. prime settimane, quindi gran consegna a domicilio, quindi Esatto. com'è stata la richiesta insomma di fiore, in questo caso a domicilio, quindi anche dovendo voi affrontare una situazione impegnativa di consegna? Consegne con telefonate di continuo, tante telefonate e poi si partiva con tante consegne sul furgone, si andava a consegnare dai clienti, mascherati, ma ci si andava. Quindi la situazione l'avete comunque affrontata e in parte insomma avete arginato il problema, voi fate anche manutenzione del verde nei giardini, questo che cosa ha comportato per voi? Ha comportato che ci hanno fermato anche quello completamente, tutti i lavori fuori per 2 settimane abbondanti, poi dopo ci hanno riaperto facendo fare solo gli sfalci e adesso tuttora non si è ancora capito bene come sia la cosa, quindi andiamo piano anche a muoverci in quello. La vostra è un'azienda che vedo fiore, diciamo, in vaso, ma anche altre piante da ortaggio. Come è strutturata l'impresa vostra in questo settore? È una famiglia con anche lavoratori che, insomma, vostri collaboratori, oppure è un'azienda familiare che porta avanti, insomma, questa attività da anni, credo di capire? Sì, papà ha iniziato 36 anni fa e poi dopo sono subentrata io, ci sono dipendenti da circa 20 anni e noi produciamo, facciamo fiori, piantine da orto e tutto quello che segue nel giardino e orto, insomma, e Ecco, balconi. nel momento in cui voi avete rallentato, insomma, come vi siete comportati nei confronti dei dipendenti, che comunque anche per loro è diventato un disagio, quindi una mancanza di lavoro. Esatto, li ho dovuti lasciare a casa 2 settimane, forse anche qualcosa di più, e poi dopo quando ci è andato il via per ripartire li ho richiamati a lavorare, però li ho dovuti lasciare a casa e sono rimasta io con mio papà a fare quello che c'era da fare internamente, perché comunque le piante bisogna innaffiarle e crescerle, quindi dovevamo starci noi per farle trovare belle adesso, insomma. Quindi lavoro non è mancato comunque. Senti, quali sono insomma le essenze e i fiori che vengono, diciamo, comunemente più richiesti da un consumatore in questo periodo dell'anno? Ho tutte le piante da balcone, petunie, begonie, surfigne, tutto quello che segue, le piante fiorite belle da fare bella scena sui fiori, coi fiori, sui balconi e tutto quello. Dopo, vabbè, tante piante da orto anche, perché tanta gente quest'anno fa l'orto anche sul balcone, perché non sapendo dove andare faceva l'orto, quindi tanto orto. Quindi c'è stato un ricorso, insomma, comunque un avvicinamento anche magari di chi prima non faceva l'orto o comunque faceva poco, perché dovendo stare in casa, insomma, si è passato il tempo e nello stesso tempo dice, insomma, mi produco un po' di ortaggi per me. Esattamente, esatto. Infatti tanta gente non sapeva come fare, quindi vaschette, terra, piante da orto, volontà, per provare a fare l'orto nei posti più strani, perché comunque sul balcone non è facile farlo, però insomma ci hanno provato. Tu dicevi prima che fate anche allestimenti di balconi, quindi sono proprio vostri cittadini che hanno il piacere di vedere un balcone fiorito, quindi ha bisogno di un professionista come voi che glielo allestite e quindi glielo impreziosite? Sì, facciamo vaschette con i vari fiori, quello che chiedono poi loro, con i colori che chiedono, e poi dopo, sì, esattamente, fiori a volontà sopra ai balconi, perché comunque ma è da anni che tanta gente vuole il balcone fiorito d'estate, quindi sì, tanti fiori. Senti, un'ultima domanda Giulia, come prevedi che possa andare a finire insomma questa situazione che pian piano siamo già in una fase 2, quindi probabilmente qualche allentamento ci sarà. Prevedi che ci sia un recupero in termini diciamo di attività florovivaistica per quel che riguarda la tua azienda? Purtroppo no, perché di solito dopo la festa della mamma la gente finisce il giro dei fiori, quindi finisce lì, quindi domenica in teoria finisce, il periodo grosso finisce e quindi come me tutto quello che abbiamo perso non si recupera più niente. È andata bene che con un po' le consegne siamo riusciti a muoverci
un po', ma non recupereremo mai quello che abbiamo perso, sicuramente. Oggi siamo andati in Romagna perché il nostro agrichef è di un agriturismo che si chiama Clorofilla. Vediamo che cosa ci propone. Matteo Pagliarani, azienda agricola Clorofilla. La nostra ricetta di oggi che vi vogliamo proporre sono proprio una ricetta che parla della Romagna, una ricetta che per chi è romagnolo sa benissimo che può mangiare tutto l'anno. Sono i cappelletti in brodo, sembra quasi un'antitesi già dal nome. Sono nonostante tutto da dove nascono i cappelletti in brodo, come da qualsiasi altro piatto della tradizione, non solo, nascono qui dalla terra. E a far parte dei nostri cappelletti sono anche i formaggi ed è proprio, vieni qui amica mia, ed è proprio dal formaggio, dalla ricotta in particolare, che iniziamo con questa magnifica pietanza. Ed ecco per questo che vi voglio far vedere da dove viene quel latte di quei cappelletti. Il tipo di farina che invece utilizziamo per i nostri cappelletti è una farina di grano tenero che maciniamo col nostro piccolo mulino a pietra. La farina, una volta che è stata macinata, viene sia insacchettata nei sacchi da 1 chilo che da 10 kg, ma soprattutto viene utilizzata per tutte le paste del nostro agriturismo. Ecco qua Rita. Tu Rita potresti dire che carne, come facciamo i nostri cappelletti? Ecco, gli ingredienti dei nostri cappelletti. Allora adesso stiamo tritando le nostre carni di vitello e di suino, poi ci mettiamo i nostri formaggi di capra, questo qui. Perfetto, diciamo che gli ingredienti principali sono questi. Sì. Ok. E dentro il nostro impasto di cappelletti ci aggiungiamo anche questa qui, la nostra ricottina di quel latte che avete visto prima delle nostre capre. Le nostre uova. Il brodo che viene utilizzato invece per i nostri cappelletti può essere di 2 tipi: o un brodo totalmente vegetale fatto con le verdure dell'orto, o un brodo di carne, quindi il bollito, le parti comunque del cappone, della gallina e anche comunque sempre un po' di verdure, quindi o brodo misto o brodo totalmente di verdure. Adesso è qui. Coltivato e mangiato.